Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un forte boato, poco prima delle 2 della notte, ha svegliato le famiglie che vivono nel centro di Capriva del Friuli. Per molti, che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine attraverso il numero unico d'emergenza 112, si pensava in un primo momento in un incidente stradale accaduto proprio nei pressi della 56, che corre non lontano dal luogo. Però alcuni residenti sono usciti dalle loro abitazioni rendendosi conto che si trattava invece dell'assalto alla filiale della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia. I malviventi, probabilmente un gruppo formato da 3-4 persone a bordo di un'auto di grossa cilindrata che è stata vista fuggire ad alta velocità, hanno fatto esplodere lo sportello automatico della Cassa Rurale, prelevando il più possibile. Ingenti i danni, anche il bottino, ancora in corso la quantificazione. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gradisca insieme ai colleghi del NORM di Gorizia. Indagini in corso anche attraverso le telecamere di videosorveglianza per risalire agli eventuali autori del furto. Un furgone con a bordo 17 migranti regolari provenienti dal Pakistan è stato intercettato dalla polizia di frontiera di Trieste e dagli agenti del commissariato di Muggia, nei pressi del valico italo-sloveno di Osh-Ponoghere, a seguito di un inseguimento transfrontaliero operato dalla polizia slovena. Alla guida del furgone c'erano 2 bielorussi che sono stati arrestati per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sempre sull'altipiano carsico, in un'altra operazione, la polizia di frontiera di Trieste, in collaborazione con una volante del commissariato di Muggia, ha notato a San Dordigo della Valle, nei pressi della zona confinaria, un'auto procedere in direzione del capoluogo a velocità sostenuta. Una volta bloccato il mezzo all'interno dell'abitacolo e del bagagliaio, gli agenti hanno trovato 6 migranti di origine pakistana e uno dell'Afghanistan. I 2 passer, cittadini pakistani, entrambi privi di patente di guida, sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Da ulteriori indagini è emerso che i 2 stavano tentando di condurre il gruppo dei migranti nelle vicinanze di Udine. Successive attività di indagine sono coordinate dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Un nuovo fondo da 18 milioni di euro, ma al totale 215 milioni per questa manovra. Sì, è stato un lavoro che abbiamo costruito settimana dopo settimana e il colpo di reni vero è stato dato dopo la notizia del nuovo decreto del Presidente del Consiglio, perché l'istituzione del fondo di 18 milioni di euro voluto dal Presidente è una risposta che Regione Friuli Venezia Giulia offre a tutto il sistema produttivo. Dove lo Stato non arriverà con le misure varate dal Governo, integreremo come sistema per lasciare un segnale importante e permettere che tutti abbiano delle risposte. Ci sono importanti risorse destinate all'agricoltura per 6 milioni di euro sul fondo destinato appunto ai giovani in montagna e poi abbiamo importanti risorse destinate all'IRAP con 125 milioni di euro per evitare il pagamento del secondo acconto sul 2020. Per noi è importante garantire liquidità e fiducia al sistema e lo facciamo anche prevedendo scorrimento di graduatorie per aiutare le piccolissime
aziende a fare investimenti con un occhio quindi al dopo emergenza e poi favorendo la didattica a distanza, gli aiuti per le politiche a sostegno del lavoro. E poi c'è tutto un mondo relativo al sostegno ai nostri enti locali. 49 milioni e mezzo di euro erano lo stanziamento iniziale per la sanità, qui abbiamo aggiunto altri 8 milioni. Anche questo è un comparto molto sensibile che sconta ovviamente gli effetti della crisi pandemica e le risposte che il vicepresidente ha voluto dare anche per trovare delle risorse utili a garantire la sicurezza all'interno delle nostre case di riposo arrivano con questa manovra. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.